C'è un sondaggio, come spesso, quasi sempre, che ci accompagna. Giorgio, abbiamo parlato del caso Ruby e una delle tue domande è proprio su questa vicenda. Sì, esatto. Una delle domande del nostro sondaggio riguarda il caso Ruby. È la slide numero 2, in cui c'è tra l'altro un errore, ma adesso vi accompagno nelle letture. La domanda era se la magistratura italiana si sta accanendo su Berlusconi. E le risposte sono sì per il 43%, no per il 49% e non per il 57%, e non si esprime l'8%, quindi non c'è comunque una maggioranza assoluta contraria. La mela è divisa a metà, in poche parole. La mela è divisa a metà. La mela è divisa a metà. Stiamo parlando comunque di un campione del Veneto. Forse nemmeno... Rieccoci in studio, non so perché quando lei deve parlare si va pure a togliere il microfono, che è veramente fantastico. E neanche non lo sapesse che le faccio fare il sondaggio. Guardi, lei è veramente un bambino che non lo so, provi a comportarsi bene. A lei. Allora, si sente che sono a posto. Allora, per riportare un momento alla realtà dei nostri intervistati, la priorità che rappresenta la giustizia in questo momento è proprio un sondaggio fatto ieri, comunque il giorno 10. E quindi sulla slide 5 abbiamo chiesto ai nostri intervistati tra alcuni temi: la riforma della giustizia, l'immigrazione, e naturalmente qui si fa riferimento all'emergenza Libia, e la disoccupazione giovanile, quali devono essere le priorità del governo. Ecco, questo giusto per fare un momento rientrare il tema nelle giuste priorità che ha in questo momento l'opinione pubblica. Il tema della riforma della giustizia è l'ultimo con il 10%. Un'altra slide che possiamo andare a vedere è la numero 3, in cui abbiamo chiesto ai nostri intervistati che cosa ne pensano delle proposte di riforma della giustizia, con particolare riferimento al processo breve, ad esempio, e al lodo costituzionale. E vediamo che gli intervistati sono d'accordo con il fatto che venga inserito nella riforma della giustizia il processo breve per il 52% contro un 48% che non lo è, quindi è un dato interessante. Molto la disinformazione. O forse è come il giusto processo. O forse no. Volete un giusto processo? Ascolti però quelli che le dicono, o forse no. O forse no. No, allora, secondo abbiamo altro? Sì, possiamo avere un'altra che è quella sul legittimo impedimento, ad esempio, che è la numero 1, in cui abbiamo chiesto... Che tra l'altro Berlusconi non userà nei processi, perché tu vuole essere presente a tutte le udienze, dico giusto? Vabbè, lo userà nella misura sulla difesa del Presidente Berlusconi non dico niente, sono i suoi difensori e così smentisco subito quelli che maliziosamente pensano che voglia prendere... Che lui ha detto che se vuole essere presente a tutte le udienze. Questo è quello che ha dichiarato e l'ho dichiarato. Sì, comunque ancora una volta il campione, diciamo, quasi si spacca, perché un 46% degli intervistati afferma che il legittimo impedimento viola il principio di uguaglianza dei cittadini, ma un 40% ritiene che sia corretto, che chi governa sia garantito, e un 18% non risponde. Allora,